Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora vi ricordate pochi giorni fa la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in sede, in quanto ha esercitato la sua funzione di Presidente del CSM, una cosa che non avviene quasi mai, per sottolineare la compostezza istituzionale necessaria in questo momento e per invitare tutti gli attori ad abbassare i toni rispetto al referendum sulla giustizia. Da allora la parola d'ordine di giornaloni, intellettualini, quirinalisti e corifei, diciamo, di tutto quello che proviene dal Colle è stato abbassare i toni. È stata usata contro qualunque sbavatura o presunta tale di qualunque ministro, è stata usata contro Nordio, è stata usata contro anche delle battute francamente non necessarie, diciamo rivedibili, come quella del sottosegretario Fazzolari, in genere uomo accorto, che ha detto Putin voterà no, mischiando temi che non c'entrano nulla, quindi c'è una certa ansia battutesca rincorsa a dare il titolo anche nel fronte del sì, che invece dovrebbe stare pienamente nel merito, e finché sta nel merito il fronte del sì ha tutte le ragioni. Però poi cosa succede? Succede che a Palermo c'è stato il primo confronto tra big, diciamo, del sì e big del no, e tra gli altri c'erano l'avvocato del popolo Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle o di quel che ne rimane, e appunto il ministro della giustizia Nordio. Ebbene, teniamo sempre in premessa l'appello mattarelliano che tutti giustamente hanno rimbalzato con zelo e anche eccesso di zelo a volte, e leggiamo il virgolettato chiave dell'avvocato Conte in questo dibattito, che in teoria era un confronto, un dialogo, sapete, quella pratica strettamente democratica in cui eccelleva Charlie Kirk, cioè confrontarsi con le ragioni altrui e provare a smontarle all'interno di una cornice di rispetto reciproco. Benissimo, Conte dapprima attacca Nordio dicendo: lei ministro, non dico che fa dichiarazioni folli, dice anzi chiaramente che occorre contenere il terzo potere, lei non vuole una giustizia domestica ma addomesticata, e fin qui siamo alla rincorsa al titolo di cui sopra. Poi però ecco il virgolettato chiave di Giuseppi: sono molto preoccupato perché state realizzando un disegno politico criminale sin dall'inizio. Cioè, un esponente importante del no dice al ministro della giustizia del governo, schierato chiaramente per il sì: sono molto preoccupato perché state realizzando un disegno politico criminale sin dall'inizio. E questi sono quelli che sventolano l'effigie del Presidente della Repubblica a ogni sillaba emessa, no, da un esponente del sì, accusano i sostenitori della riforma e il governo che l'ha varata di realizzare un disegno politico criminale. È la tesi di Gatteri, no? Che per il sì si schierano indagati, imputati, massoni deviati, criminali appunto. Cioè la delegittimazione totale dell'interlocutore, è la delegittimazione totale di una riforma voluta da un governo figlio di un consenso popolare che si era espresso anche chiaramente su questo tema, perché la riforma della giustizia era nel programma di centrodestra sottoposta al bagno del consenso popolare, che ci ostiniamo a credere non sia un orpello, diciamo, per qualificare una democrazia. Io immagino che ora ci sia la reazione scandalizzata di tutti quelli che ad ogni battuta, anche inopportuna, ad ogni aggettivo giudicato lievemente sopra le righe di Nordio o chi per lui, e ora ci sarà la reazione scandalizzata di fronte a Conte che dice che la riforma della giustizia realizza un disegno politico criminale. Cioè qui altro che abbassare i toni, qui li si rialza di centinaia di decibel, perché poi c'è questo doppio pesismo lievemente fastidioso. Tra l'altro ne è uscito bene Nordio
che invece è stato sul punto, ha detto c'è sempre stata una certa riluttanza misoneista a cambiare le cose da parte della magistratura, cioè misoneista, cioè odiatrice del nuovo, in base alla radice greca della parola. Probabilmente a Conte gliel'hanno spiegata poi nel backstage, quindi Nodio ne è uscito anche bene da un punto di vista intellettuale. Quello che è sicuro è che arriverà la tirata d'orecchie a Conte, anche immagino ovviamente dal Quirinale che giustamente chiede di abbassare i toni, perché no, non c'è nessun disegno politico criminale, c'è una legittima riforma che a nostro giudizio il Paese aspetta da decenni, che è il minimo addirittura per adeguare gli standard del nostro sistema della giustizia a quelli delle democrazie occidentali. Non c'è nessun disegno politico criminale, a chi lo dice sì bisogna rigirare l'appello di Mattarella: abbassate i toni, altrimenti la vostra credibilità precipita ulteriormente. Grazie a tutti, vi aspetto.